È stata Irene Boscolonata della quinta ALN del liceo ad aggiudicarsi il primo posto nel concorso di poesia in lingua spagnola arrivato alla sua terza edizione dal titolo Caro Petrarca, che ne dici dei nostri versi, che si è tenuto a Padova e che ha coinvolto le scuole della regione Veneto. Irene ha presentato una poesia molto toccante in lingua spagnola in cui descrive il difficile momento che sta vivendo ora, in cui uno dei suoi cari affetti, la nonna, sta soffrendo per una malattia. Nonna e nipote condividono la stessa data di nascita da cui sono scaturiti i versi, il 2 novembre. La premiazione si è svolta a fine marzo all'Istituto Barbarigo di Padova, ha visto tanti studenti declamare i propri componimenti di fronte a un pubblico composto non solo da genitori e da una giuria. A premiare Irene è stata la vincitrice della precedente edizione, un momento bellissimo e una grande soddisfazione, superata però dalla gioia di vedere l'orgoglio nello sguardo della nonna e la felicità per l'esito del concorso. Irene ha potuto riconoscere in quei versi il potere della poesia e del ruolo che può avere nell'aiutare a superare situazioni complicate. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.